Evaristo Beccalossi ci ha lasciati stamattina a 69 anni, un nome che per i tifosi dell'Inter ha un peso specifico enorme. Era il numero 10, il fantasista mancino, quello che in un'epoca in cui il calcio italiano era tattica e sacrificio si permetteva di giocare con estro e imprevedibilità. Non era un giocatore facile da catalogare, non era un attaccante puro, non era un mediano. Era un trequartista prima che il termine diventasse di moda. Uno di quei giocatori che accendevano la luce quando la partita si spegneva. Con l'Inter ha vinto, ha fatto divertire, ha lasciato il segno e anche dopo il calcio giocato è rimasto nel mondo del pallone con la stessa passione di sempre. Oggi il calcio italiano perde un pezzo della sua storia più bella. Ciao Evaristo, buon viaggio.